Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che scoprono la magia. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Zigata, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri curiosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete, al lunedì sera alle 20:30 il decano Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, ormai siamo 200. Il link per poterci raggiungere trovate qui sotto in descrizione. Poi importante, se vi va, lasciate anche un bel commento per il vostro Marietto, che è sempre contento, anche un bel super like. Bene, parliamo un po' di queste persone che si avvicinano alla magia. Generalmente il 90% delle persone più o meno si avvicina per problemi di cuore, non perché stanno male a livello fisico di cuore, a livello medico, ma proprio per il semplice fatto che si sono resi conto che è successo qualcosa, un patatrac nella loro vita sentimentale, e cercano una stampella per poter rimettere a posto la situazione. Poi ci sono quelli che si fermano al primo step, al primo gradino, e poi ci sono quelli che a un certo punto approfondiscono il discorso, vogliono capire di più. E allora a quel punto lì si apre un mondo nuovo per loro. È come quando uno, ad esempio, entra nel mondo dei puzzle o di qualche hobby e comincia a capire che non era poi così semplice o così lineare le cose che vedeva da fuori. O ad esempio le persone che si interessano di meccanica di auto e quant'altro. Capiscono che il giocattolo è molto più complesso di quello che si pensava prima. Ad esempio, le persone che sono ai primi avvicinamenti della magia magari comprano qualche libro e, a dipendenza del spessore di chi ha scritto questi libri, può trovare delle cose interessanti oppure può trovare delle cose da bara, nel senso che al posto di andare a scrivere libri di magia poteva stare al bar a dire le stesse cose che poi fondamentalmente non erano di grande spessore. Però se la persona comincia a comprare dei libri importanti, incomincia anche a capire che la magia, oltre a dei costi importanti, è proprio una scienza in cui o si è nati da varie incarnazioni con questo dono, oppure mettersi a studiare è una cosa impegnativa. Poi bisogna chiaramente essere seguiti da persone che hanno fatto quel percorso chiaramente prima, da gruppi misterici, per il semplice fatto perché se si sbaglia strada e si entra in paginate di materiale che poi porta nel basso strade, questo chiaramente non giova al piccolo studente. Quindi bisogna prima di tutto avere, tra virgolette, un colpo di fortuna a riuscire a comprare i libri giusti all'inizio. Di solito le persone, prese da questo entusiasmo, ne comprano più che possono, no? E alcuni libri sono scritti con cognizione, come ho detto, e altri sono scritti tanto per poter vendere grandi promesse, grandi fuochi d'artificio, ma il succo è che alla fine si va nel basso strade. Molti libri attaccati anche di magia alla materialità, a quelli della mano sinistra, e pochi libri della mano destra o rossi, diciamo così. Quindi quando si entra in questo mondo qua, un po' tutto scintillino, soprattutto con i social, ci si incontra in gruppi, no, che promettono mari e monti, promettono cose miracolose, basta dire 4 parole in croce o fare 4 spadate, ma nella realtà la cosa è molto molto più complessa. Il vostro Marietto Veneziano vi ha sempre spiegato che quando ci si avvicina a qualsiasi cosa di esoterico bisogna sempre avere delle protezioni adeguate, tipo cerchio di fuoco, l'ovetto luminoso, le meditazioni, e poi tutto il resto viene col tempo. Ve l'ho detto in altre pillole, per poter iniziare a operare ci vogliono anni e anni e anni, si passa da un minimo di 10 a 15 anni, se chiaramente non avete a livello karmico queste informazioni, se no la cosa chiaramente viene più breve, cioè nel senso si sviluppa chiaramente a dipendenza di quello che voi avevate imparato nelle vite precedenti. Ma chi è che praticamente sa queste cose già di base? Beh, chiaramente le religioni di Stato. Infatti se voi alla domenica esaminate un culto di qualsiasi religione di Stato, vedete che a livello magico
ci sono proprio dei simboli, dei segnali magici che loro continuano a perpetuare per far crescere la loro egregora. Quindi se lo fanno loro, figuratevi un maghetto in erba che deve crescere. Poi la cosa importante è, ricordatevi che ci vuole sempre anche a livello finanziario una forte dose di denaro. Quindi non pensate che la cosa sia gratis, tutto quello che vedete nei social, 4 paroline, 4 cosine da fare col limone o con quello che voi pensate, lasciate stare, perché sono cose che alla fine creano solamente energia per chi ha creato quell'egregore. Tutto il resto sono delle belle, come si dice, spot pubblicitari per la mano a sinistra. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Illegale Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.